L'incuria nella gestione del verde pubblico, oltre ai problemi estetici e di carattere igienico-sanitario, può avere conseguenze anche più gravi. Lampante è l'esempio tragico di sabato scorso ad Acitrezza, dove il crollo di una palma della villetta comunale ha provocato la morte di un uomo. A Favara diverse sono state le segnalazioni giunteci in redazione di anziani che frequentano la centralissima piazza Don Giustino. Ad allarmare i cittadini la mancata potatura degli alberi. La folta chioma delle piante, infatti, come già successo in passato, produce un appesantimento che rischia di far spezzare rami. Alberi questi che, specie nel periodo estivo, riparano dal sole i tanti anziani che siedono comodamente sulle panchine sottostanti. A rischio comunque anche ai tanti cittadini che frequentano la chiesa e gli uffici comunali che distano pochi metri dagli alberi. Gli stessi anziani che ci hanno segnalato il pericolo sono consapevoli del rischio a cui sono soggetti, ma ci hanno detto a microfoni spenti: abbiamo pochi altri luoghi pubblici dove poter godere di un po' di ombra. Su invito di uno di loro ci siamo spostati in Viale Aldo Moro, la trafficata arteria commerciale cittadina. Anche in quella via abbiamo filmato altri pericoli derivanti sempre dagli alberi. Grossi rami spezzati minacciano di cadere sulle teste degli ignari cittadini che ci passano tranquillamente di sotto e dei mezzi in transito. A Favara la gestione del verde pubblico forse non è un argomento che interessa l'ente. Basta fare un giro per le strade, marciapiedi investate dalla vegetazione spontanea, aree di sosta ricche di sterpaglie e che se nella malaugurata ipotesi qualcuno lanciasse un fiammifero, il rischio di non trovare l'auto sarebbe veramente alto. Per non parlare della segnaletica stradale che in alcuni casi è nascosta all'occhio. Forse per quanto riguarda gli alberi pericolosi, è giunto il momento che dal comune di Favara si avvii un serio monitoraggio di quelli a rischio, controllo che però deve essere seguito da un pronto intervento di potatura. Per le strade invece urge un'efficace azione di pulizia e decespugliamento, perché se è vero che da Favara Urban Network si aspetta il rilancio economico e turistico della città, è altrettanto vero che restando così le cose la città si presenta poco urban e poco network.